Guardi, noi paghiamo un prezzo, l'ho detto l'altro giorno, perché abbiamo avuto un governo tecnico in Italia che abbiamo tanto vituperato. Abbiamo avuto un governo tecnico perché le forze politiche hanno peccato delle impossibilità di prendere e di fare scelte coraggiose. Hanno preso quello e gli hanno detto, dicevo esattamente così, vai in davanti tu che mi vendi i ridi. Quindi hanno messo qualcuno a fare il lavoro. Sentiamo anche Padrone. Sentiamo anche Padrone un attimo. Sì, io sono contento di sentire questa sera che la parte politica insomma dice che la politica, quella romana più che quella locale, io parlo di quella romana, non funzioni e lo vediamo, non dà risposte, no? Se no la gente non sarebbe scesa in piazza, noi non avremmo mai protestato, non danno risposte. Un po' dobbiamo criticare anche la parte che diceva prima Carnielutti. Io credo che il nostro ministero, il ministro dell'interno, sia un po' preso più a fare il vice premier che a fare il ministro dell'interno. No, più che altro fare un altro partito. Ma io non ne parlo di politica, io parlo della parte tecnica, no? Perché poi si parlava anche di politica e si parlava di tecnici. Per me quelli non erano i tecnici, perché i tecnici sono uno che conosce la materia, va a fare il ministro di quella materia, non può fare il ministro ecco, quindi il tecnicismo è un po' una parola delicata. Ma tornando a noi, non dando risposte, si trovano queste situazioni. Il problema, e ne faccio un discorso di sicurezza, è che ci sono delle problematiche che non vengono risolte a livello centrale. Cioè, il capo della polizia, la settimana scorsa, se vi ricordate, ha dato dei numeri, cioè ha dato 26.000, lui dice 15.000, anzi sono 26.000 perché 10.000 erano riferiti a prima, quindi 26.000 poliziotti e poi tanti altri carabinieri finanzieri in meno. Significa questo che non può più garantire una sicurezza maggiore di quella che c'è. Quindi non può però il governo, non dando risposte, non può pretendere che a risolvere i problemi di piazza sia la polizia, perché questo sta succedendo. Negli scontri siamo noi che dobbiamo gestire le problematiche che non riesce a gestire la politica. Questa è la realtà, perché noi siamo arrivati a un patto di stabilità, direttore, con 80 milioni in meno di euro in meno per la sicurezza. Allora le faccio solo un esempio. Noi abbiamo un capitolo che è quello dell'acquisto armi. Bene, l'acquisto armi prevedeva prima 18 milioni di euro. Col patto di stabilità nuovo siamo arrivati a 9 milioni. Lo sanno i telespettatori che solo per l'acquisto dei giubbetti antiproiettili che sono in scadenza in questi mesi, non entro il 2014, servono 60 milioni di euro solo per i giubbetti antiproiettili. Allora cosa vogliamo? Cosa vuole il Ministero? Mi dica una parola sulle scorte invece, una parolina sulle scorte. Nessuno se l'è levata, non c'erano promesse di levarsi le scorte. Noi abbiamo 5.000 uomini H24 che fanno solo quel tipo di servizio. Ci hanno detto che c'era una riduzione degli uomini di scorte, non c'è stata. E questo lo possiamo vedere. Hanno parlato delle auto blu. Avessero acquistato almeno auto italiane, sono tutte BMW, sono tutti Audi. Quindi nessuno che si è tolto la scorta, l'hanno ridotta, ma non se la sono tolta. Questa è la gravità. Ho capito. Vabbè, queste sono le cose di cui siamo consapevoli tutti e quindi non è la pancia che agisce, è il sapere le cose. Entra nel calderone delle tante proteste che appunto vedremo. Ho capito. Guardi, volevo fare un inciso quando parlava delle famiglie, la psicologa. È capitato, noi andiamo a fare gli sfratti, i colleghi partono, vanno a fare gli sfratti e le famiglie che non sono più in grado di pagare né luce né gas né niente. Bene, sono gli stessi poliziotti che guadagnano 1.300 euro al mese, che alcuni di questi, e non si possono né fare i nomi e non lo possono neppure dire, rischiano di dormire in macchina. E i nomi non possono essere fatti per decoro, perché sennò vengono anche puniti dalla nostra amministrazione, perché non hanno decoro per la gli sfrattati sarebbero poliziotti. Esatto. Questo è capitato. Dormono in macchina e non possono essere segnalati, perché sennò
effettivamente non danno decoro alla Polizia di Stato e quindi vengono puniti secondo il nostro regolamento di disciplina. Allora, io credo che la situazione veramente, la misura è colma per tutti, ecco perché dicevo non siamo d'accordo, almeno parlo per UGL e Polizia, non siamo d'accordo con gli organizzatori ma siamo d'accordo con le loro motivazioni, no? Che abbiamo rappresentato, proprio per questi motivi. Io volevo dire questo, ci sono state delle problematiche anche qua in Regione, perché la Polizia Ferroviaria c'è anche qua. Allora noi abbiamo colleghi che partono da Tarvisio e vanno fino a Firenze a fare delle scorte treni, perché esiste una convenzione fatta a luglio del 2012 che comporta, insomma, dà la possibilità alla polizia di fare queste scorte e venivano pagati con circa 120 euro netti. Oggi, cosa di questi mesi, sono praticamente stati dimezzati, non prenderanno più di 60 euro a scorta e ripeto che poi era una scorta che dava la possibilità, perché era una scorta che veniva fatta su base volontaria per garantire una certa sicurezza sui treni. Bene, oggi questi colleghi, siccome il Ministero delle Finanze dice che va a incidere sull'imponibile del loro reddito, vengono tassati. Bene, quindi, prima di sentire Brevedan mi parli degli straordinari. Beh, ho detto prima, siamo arrivati con un patto di stabilità che ci porta al 5% in meno. No, sul pagamento. Sì, del 5% in meno, quindi già tolti. Sui tempi di pagamento. I tempi di pagamento sono facilissimi. Quelli che oggi vanno in piazza, che sono lì insieme a quelli del movimento, che sono lì in piazza a fare l'ordine pubblico, comunque in tutte le manifestazioni, non solo in questa, fanno servizio operativo e quindi anche qui ce ne sarà da discutere, intanto prendono 8 euro al giorno per inciso e prenderanno questi soldi nel luglio del 2015. Anche perché gli straordinari Sì, perché io ho capito la sua domanda, perché è un paradosso, c'è un blocco stipendiale che è tarato al 2010, il che significa che chi lavora di più o che non viene pagato perché il suo stipendio non può superare lo stipendio del 2010. Ma sa cos'è la cosa più grave? Che adesso ci hanno dato, va bene, 2.000 poliziotti su 4.000 che se ne sono andati, ok? Ci sono andati via 4.000, ce ne danno 2.000. Questi 2.000 non li posso utilizzare perché non posso fargli fare, non essendo stati arruolati nel 2010, non ero in servizio, non gli posso far fare qualcosa in più del suo stipendio. C'è evidentemente e questo molto da cambiare. è la cosa più assurda.